Grazie Stefano, buongiorno a tutti. E credo che quindi questo segnale che arriva di parlare di futuro in un momento dove si fa fatica a vivere il presente per le difficoltà che ci sono è un bellissimo segnale di speranza, partirei da qui. Il digitale nel turismo, diceva bene Stefano Ceci, rappresenta un qualcosa di completamente innovativo rispetto al periodo passato che abbiamo vissuto. Sicuramente da questa crisi dovrà nascere, lo continuiamo a dire come sistema delle Camere di Commercio, assieme agli amici delle associazioni di categoria, non tanto un ritorno al passato quanto un nuovo modello, un nuovo ragionamento, un nuovo schema di economia e nel turismo in particolare. Quindi le Camere di Commercio sono impegnate, tutte le Camere di Commercio sono impegnate su questo tema, assieme alla Regione del Veneto, con la quale stiamo condividendo nel turismo in particolare due esperienze molto importanti. Una è quella dell'Osservatorio del Turismo, che è un'esperienza molto bella, molto interessante, che vede l'Ufficio Studi dell'Unioncamere come un po' il pivot di questa iniziativa assieme alla direzione del dottor Marchioro. E l'altro tema è la promozione del marchio ombrello, ma poi ci sono tante iniziative che dalle Camere di Commercio vengono fatte sul territorio e alcune sono proprio nella spinta al ripensamento delle imprese alla luce di quello che è accaduto. Noi avevamo iniziato a spingere sul tema del digitale già da tempo, con gli sportelli PID, con le attività del punto impresa digitale. Ora più che mai. Quindi il ragionamento che ho sentito fare riassuntivo della giornata di ieri da Stefano Ceci è molto interessante dal mio punto di vista, perché ci porta su delle frontiere completamente nuove che richiamano un po' anche il titolo di questa iniziativa, questo Destinazioni, Imprese e Innovazioni Digitali. Sono tre lati, diciamo così, della stessa figura geometrica, non sono scisse tra di loro, perché le imprese e le destinazioni guardano al territorio, ma se il territorio non guarda l'innovazione non si va da nessuna parte, in particolar modo nel turismo. Quindi io vi ringrazio gli organizzatori di questo evento, ringrazio tutti quelli che partecipano, i relatori, perché credo sia un momento importante per seminare futuro. Quindi buon lavoro e grazie ancora.